E passiamo ora alla politica, in lutto per la morte di Francesco Cossiga. L'ex presidente della Repubblica amava molto le montagne venete e fu proprio dal Cadore, dove era solito trascorrere l'estate, che cominciarono le sue picconate, le esternazioni provocatorie sulla vita politica del nostro paese. Vi proponiamo ora il ricordo di Cossiga nelle parole dell'inviato RAI Ferruccio Gard, che lo seguì per molti anni. La consacrazione del Cossiga picconatore avvenne proprio in agosto, 20 anni fa, durante le vacanze che trascorse sull'altopiano del Cansiglio. Le cose andarono così. Al rientro, il primo giorno, da una passeggiata nei boschi, ci disse: ho fatto una lunga camminata su un sentiero sassoso, pietroso, quindi mi voglio togliere un sassolino da una scarpa. E fu una vacanza, furono 20 giorni epici di sassolini, quando non di sassoloni, con esternazioni caustiche, esplosive nei confronti del sistema politico italiano. Ci si pose allora la domanda: ma cos'è, impazzito, ha dato via di testa, prende delle pastiglie che gli fanno degli strani effetti? Nulla di tutto questo. Cossiga fu un uomo genialmente coraggioso che decise di dire tutte le cose che pensava così come stavano. Fu inoltre un uomo dotato di una grande umanità, che sapeva toccare il cuore della gente. Una volta a Cortina lo volevo intervistare, lui era di grande fretta e allora gli dissi: Presidente, se non porto a casa una sua intervista, la RAI mi licenzia e sa, tengo famiglia. E allora Cossiga disse: fermi tutti, anche se arrivo in ritardo, Ferruccio, fammi pure le domande che vuoi fare. L'Italia sarà molto diversa senza Cossiga, che se non avesse fatto il politico, secondo me, sarebbe diventato un grande uomo di teatro.